Siamo con il dottor Piero Marchetta per un'informazione che riguarda noi tutti contribuenti. Ecco, lunedì 23 parte la dichiarazione dei redditi cosiddetta precompilata, già predisposta dall'Agenzia delle Entrate. Ecco, qualche consiglio a chi ci sta vedendo? La precompilata può essere scaricata dal sito dell'Agenzia delle Entrate entrando nell'area riservata col proprio SPID. Poi ci sono due opportunità: o si confermano i dati che sono stati immagazzinati e quindi resi pubblici dall'Agenzia delle Entrate, oppure, se vi sono delle incoerenze, si possono anche modificare i dati stessi. Dal 23 maggio le precompilate sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate e dal 31 maggio al 30 settembre possono essere inviate. I primi rimborsi per i contribuenti che sono a credito saranno effettuati con la busta paga di luglio. La novità di quest'anno rispetto agli anni precedenti è che la precompilata, oltre a poter essere inviata direttamente dal contribuente o da un CAF o da un commercialista o da sostituto d'imposta, può essere pure trasmessa tramite soggetto delegato. Per la delega quindi si può fare una delega ai familiari o parenti entro il quarto grado. In questa maniera non c'è bisogno appunto della procura speciale, ma bisogna di scaricare un modello sempre dal sito dell'Agenzia delle Entrate e trasmettere la delega del soggetto o direttamente nei canali servizi online o tramite PEC o direttamente spesso qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Questo permette quindi ai soggetti anziani o ai soggetti che per patologie non possono adempiere all'obbligo tributario di poter adempiere. L'ulteriore novità rispetto a quest'anno è che sono stati implementati i dati, sono stati trattati circa 2 miliardi e 100 milioni di dati e soprattutto vi è stato un incremento sia dei dati delle spese mediche che dei dati relativi alle spese di ristrutturazione. Ecco, se ci sono delle differenze, degli errori, cosa deve fare un contribuente, cosa può fare? Il contribuente, naturalmente, se ci sono degli errori, può modificare i dati e trasmettere i dati modificati, o direttamente oppure avvalendosi di CAF, dottore commercialista o sostituto d'imposta. Ecco, in altri casi la denuncia dei redditi quando scade quest'anno e che tempi ci saranno, e se c'è qualche particolarità dovuto magari qualche agevolazione considerando il Covid-19. In alternativa alla trasmissione del 730, la persona fisica o la persona giuridica può trasmettere la dichiarazione unico che scade il 30 novembre. Però, attenzione, i versamenti d'imposta sono anticipati, quindi entro il 30 giugno, salvo che non vi saranno proroghe dell'ultimo momento come c'è stato negli anni precedenti. Naturalmente le grosse novità che quest'anno saranno evidenziate è tutta la tematica sui bonus edilizi, sul bonus idrico, su tutta quella serie di bonus che dovranno essere appunto, andranno in deduzione dell'imposta dovuta e pure però andranno inseriti in dichiarazione dei redditi pure come informativa.